Mister Giorgio Molone, al termine della gara della prima giornata pareggiata dagli allievi 2-2 contro l'Emilia Romagna, mister, molti rimpianti per questa gara, avete creato di più, siete stati avanti 2-0, peccato per quelle due sbavature difensive, anche insomma il rigore è un po' dubbio che insomma hanno rimesso in corsa l'Emilia, comunque la prestazione direi positiva. Non posso che allinearmi con quello che hai detto, perché questo ha detto il campo. Dispiace anche a me per aver raccolto poco per quello che abbiamo seminato e paradossalmente abbiamo preso 2 gol il secondo tempo che è stato caratterizzato da almeno 5 occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare, e abbiamo, pur concedendo poco, siamo riusciti a prendere 2 gol per 2 indecisioni, incertezze. Rigore c'era o non c'era, sicuramente ha riaperto la gara, però insomma i ragazzi non posso fare nessun tipo di appunto, perché io posso solo dirgli bravi, perché sono comportati bene, hanno avuto un ottimo atteggiamento e hanno fatto una buona prestazione, insomma, quindi speriamo di raccogliere di più in seguito. Riccardo Arnosti, attaccante degli allievi del Veneto, al termine della partita pareggiata 2-2 contro l'Emilia. Riccardo, l'avete sbloccata, poi hai trovato anche il raddoppio nel finale del primo tempo, l'avete un po' buttata via, diciamo, Sì, nella ripresa. Si poteva fare di più. è stata un po' sprecata questa partita, potevamo portare a casa i 3 punti e vedere domani col Molise di vincere e poi vedere come Monte. Oggi è stata una partita secondo me giocata bene sotto tutti i punti di vista, peccato gli errori finali che abbiamo concesso in difesa lì, però per il resto ci siamo comportati bene. È la prima partita, non dico che ci possa stare, però comunque ci siamo comportati bene.